Buongiorno, ci risentiamo ancora per altre storielline. Siamo al 30 di settembre. Cara vendemmia. Cuneo, provincia, 4 amici in tre andà, da un'altra amici perché comincia il periodo da vendemmia. E sa passa la giornata, sa vendemmia in allegria, e poi una bella mangiata, col vin bu e così sia. Ma stavolta le noi sci arriva i carabinieri e sti sciuri e pianta lì sanno se di alle un mistero. Ga domandano i documenti, fanno il verbal, lavoro nero, che vi mila da pagare gente e pagare per davvero. Ma il fantus da chi parla, è una festa in compagnia e in scita passa là una bella giornata con gli amici e via. Allora il sindaco gli difende. Salutano tutti i gente che sci, da caporalato, chi che ne è, alle sempre sta così, il padrone è un pensionato e la vigna è lì da 70 anni, sarà costretta alla salandà e a lavorare più un bel danno. Il lavoro nero, dove lei al sassà, ma cui ha ucat che sta gella sa fa prima andare a ciapà il vigneto del pensionato. Purtroppo succedono anche queste cose. Stupro prescritto. Si può prescrivere uno stupro? Pare di sì. 1° di ottobre. Se no a Genova, chi di chi, una tusa da 29 anni l'ha acciappata antifarmaci per morire, ed è grave, la salvaran. Ma perché la fa in sci? A par che nessuno la sa, ma il suo pa al crolla e lì al confessa che la violentà. Le successo da 2 anni fa, le la guerra vundasan, e tu stute la mai parlà, a nessuno di suo fan. E il pa va processato, ma sapo no, a sapere perché, in prescrizione oramai le andà, passa da sdotà archiviale. Il Parlamento l'hanno pensato che il trauma talmente forte che sapo no dimenticare, sa soffrire fino alla morte. E finisce che si esulta, proprio che o le giù che la vendemmia con la multa l'ha sospesa, la che più. Han capito poi i controlli che l'erano lavoro nero e finisce anche questa storia e si può dire per davvero che tutti i salmi finiscono in gloria. Down bisogna certificare. 2 ottobre. A Treviso, una tusa là, con la sindrome di Down, molto brava, si diplomà, all'alberghiero la studià, l'ha ciappato il massimo dei voti, l'è contenta di aver lavorato, ma in Italia siamo noti perché i rob gli è da complicare. La si è iscritta in un centro e il colloquio doveva fare, ma appena entrata dentro, a Gandhi che la può non lavorare. Ma perché sta decisione? Perché le sta visitando e visitare era la dimostrazione che l'era down anche a mo. Ma sanno sti gras da rost che statusa la resterà in sci, ma la burocrazia è non il posto dove si capisce anche lì. E purtroppo sta poratusa per la visita che la da fa, l'aspetta almeno un mese. La sua mamma aveva già da vusa, la bisogno di attività e adesso per un mese se la fa statusa. E l'Italia questa è, che invece di aiutare chi ha bisogno, la crea tutti gli ostacoli che è. Tanti auguri da cuore a statusa, che la può realizzare tutti i sogni che in me la ha. Milano, poveri turisti, 3 ottobre. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontano. È la nostra canzoncina che la parla del nostro Milano. Ma ultimamente alle noi sci, perché in piazza del Dom a Ghe, troppa gente che purtroppo è lì per fregare ai turisti da ne. Due cinesi avevano fatto
una foto sotto al dom. Vun da questi gli avvicina e gamet del mangim in mano all'uomo. Naturalmente, dopo la foto, questa cerca di danè. Gli danò e si mettono in moto i suoi amici e il circundano. E sta fe, allora 20 euro le drea da. Ma parca basta no, vera un altro danè e già, arriva un poliziotto e scappano. Però, altri si offriscono e la foto ta fan. Ma dopo che l'hanno scattata, vino du, è da pagare, se non avanti, e il cellulare a tal veda più. E altri sistemi usano anche mo, comandano loro in piazza del Dom, e i poliziotti al san, però, possono fare niente, in troppo stiamo. E il suo sindaco, cosa fa? Fa proprio niente, va bene sì, ma che bella pubblicità faranno i turisti che passano da lì. Fannullone non si può più dire, parolaccia. 4 ottobre. Siamo a Rimini, a Geufieu, da Sedazan, un lasaron, dove videogiochi, computer e poi triambuccia, ma che l'ende non. Dopo l'ultimo voto brut, il sopà dice sì, fannullone, buono a nulla. Mamma mia, l'avessi mai di. E quest'on da 55 anni che al fa il pescador, reclusione 4 mesi e paga i danni, al suo figlio 5.000 euro sicuro. Ma sto cosa la fa? All'està una reazione normale, ma il tribunale ha sentenziato maltrattamenti psicologici, 572 del codice penale. La tentata a spiegare l'intenzione, ma niente da fa. Certi rob sadisano più, bisogna parlare con precauzione e stare attento a fare più. Ma è difficile genitura fa. Ma allora, come si da comportare? Il codice al dis, quel da non fa, ma il ta dis no come te da fa. Gadisarem, caro ragazzo, il tuo impegno è un po' scarsino. Se continua quest'andazzo, non vedrai più il tuo giochino. Il sci andrà bene, ma Ialino ad Ondolo non si può più. 5 ottobre. Siamo a Rovereto, in Trentino, è un asilo per i fieux, e hanno messo in del giardino vari giochi per quando van feu. Ma uno di questi è un Purcell, tutto da plastica veramente. Alle un dondolo, le proprie belle, ma mica tutte incontente. Anche tanti musulmani che avevano che sia leva. Un Purcell è impuro e in mano di fiuto cal incontaminato. Ma le da plastica, cosa può fare? Ma purtroppo le stesse è già. E la scuola l'ha già chiamata il comune per far levare. Ma l'integrazione è questa qua, il presepi al sa fa più, il crocifisso al valeva, e certi donne te vedono gli occhi e nient'altro tu quata su. E mi più che integrazione, l'andava a pararia un'imposizione. Ma ai tempi del profeta, ancora la plastica, la guerra no. Quindi la legge non completa e il Purcell al sa tocca no. Poveri professori, siamo a Sondrio in una classe, una seconda professionale, che sta alla verifica in quei voto basso, ma qui fieu la ciappa da male. Uno da questi, un po' esaltato, la ciappa il compit e la tirà proprio addosso al professor là, e io fesca al gagrida. Naturalmente, può non mancare, le hanno dato tutti in internet, pieni d'offese e volgarità, e bestem, che bel quadret. Adesso la polizia la indagherà e intanto i filmà installerà. Ma hanno visto quel che sta a fare, che è una bellissima pubblicità. Il consiglio da classe al si riunì e alla fine ha deciso sospensione per un quei dì e sperando a parlare più. Convocare i genitori, con la presa di parlare, favorevole anche a loro, ha deciso canciapà. E sti poveri professori, questi fiocchi in prepotenti, sanno da fa, ma non è sicuro.
Avanti sì, ça può fare niente. Per i più, i professori, in quasi tutti, deficienti. E concludiamo col proverbio della settimana, anche questo molto attuale. L'è meglio un rat in bocca a un gat che un cristiano in mano a un cat. Non so se avete capito, ma nel senso che quando si va in mano agli avvocati sono veramente pensieri tristi. E con questo vi saluto, arrivederci.